Allora, buongiorno Italia. I bulgari si sono avvicinati, probabilmente volevano stare vicini e gli unici italiani siamo noi e questi qui col Benimark Tesoro, che magari se il tuo no, che aveva la cucina in coda, no, impossibile perché ha il garage, vedi, impossibile sia lui. Guarda una roba, perché può essere utile a molti, cioè a quelli che hanno i cani, guarda l'area camper, occhio, mi sposto a sinistra, piano, perché dopo so che anch'io mi lamento nelle riprese mosse, hai visto? Qua c'è una bella stradina, guarda. Ok, dove non passano auto, dove puoi farti subito la passeggiata col cane, perché girati piano. Io andavo di là perché era buio, non vedevo. Vedi, sempre l'ingresso c'è proprio anche l'area cani, cioè se vuoi mollarlo, hai capito? Bello. Noi siamo capitati il giorno di Natale, il 24 e il 25, oggi è il 25, Jingle Bell a tutti, e pertanto non abbiamo pagato il parcheggio, perché il ristorante era chiuso, sono loro quelli che ti chiedono i soldi al parcheggio. Il parcheggio qui appartiene al ristorante. Diventando adulto capisci che tutti quegli altri adulti, anche i vecchiotti, no? che fanno il footing, il nord walking, eccetera, non lo fanno per bei pimpanti, per avere questo solo, eccetera. No, io fa perché che tocca, perché ha il colesterolo alto, i trigliceridi, eccetera, eccetera. Quindi lei è una sorta di percorso ambulatorio ambulante. Lubiana è una città stupenda, magnifica, però sai che come tutte le grandi città necessita di conformarsi ai gusti un po' del mondo, quindi insomma deve essere un po' cosmopolita, mettiamola così. E pertanto ti perde un po' quel gusto di Slovenia, no? In tante cose. Ma è qui invece, io ti dico sempre che trovi la vera Slovenia, piuttosto che la vera Ungheria, la vera Grecia, la vera Italia, la vera Spagna, eccetera, eccetera. Noi borghetti, nei paesini normali, certo non vedi la vita di un tempo, ok? Non vedi la Slovenia storica, simbolica, ma la vera Slovenia attuale. Quindi se un visitatore dell'anno 3000 dovesse studiare questi nostri anni 2020, vedrebbe questo come realtà medievale. Distruggendo e mangiando, non sia stessa roba, no, non sia stessa roba, senti Fifi, non sia stessa roba, Dio caro, bau, Dio tuo, Dio uomo. Esatto, bravo, è sempre quella a fianco all'area camper, stiamo proseguendo. E ti chiederai, Madonna, ma come mai tutta questa importanza per sta stradina che non c'è niente da che, tra virgolette? Perché io credo che se tu vieni con il camper a Lubiana, certo ti visiti la città, che è una città, insomma ci puoi stare quasi tutta la giornata, però tieni anche conto che è stancante. Però dopo il resto del giorno cosa fai? C'è anche un parcheggio di là all'entrata del parco dove ci sono dei furgoni che fanno la van life. Comunque è una regola che vale sia per Lubiana ma anche per tutti gli altri posti, te l'ho ripetuta un'infinità di volte, è che tu devi studiarti, a parte seguire le puntine nel sito dove trovi tutti i parcheggi segnati, però nei posti dove non c'è stato Singano, ok? Che quindi stai andando tu a esplorare. Devi guardare con vista satellite il posto e dopo magari arrivare a sera tardi, ok? Così ti trovi tutti i parcheggi che vuoi, anche lontani dalla polizia che passa, rompicoglioni, oppure dei posti nei quartieri un po' tra virgolette malfamati, hai capito? Cioè tipo qua in mezzo alle famiglie così, che problemi ci sono, capisci? Però a saperle ste robe, se non te le cerchi con vista satellite come fai? E se non le provi, giustamente dico io, quando puntino queste robe le scopro o a piedi o soprattutto in bicicletta, così che girando poi dico no cazzo, guarda qua che bel parcheggio, guarda qua che bel buco, eccetera. Qua si è messo il van life, guarda che bella vista, tranquilla che è là. Ok, tu mi dirai cos'è che sbare Singano, che è la sora. Ti dirò, qua in Slovenia vedo, no quasi tutti i camper, no sembra una stronzata, però tantissimi camper che hanno la canoa sora. Anche il van life del prima Limer, anche lui aveva la canoa sora, hai capito? Perché qua è un po' cultura, ok? Fare canottaggio, ne ho sempre trovati tantissimi in Slovenia, è proprio uno sport molto praticato, un po' come noi, non so, nelle colline trevigiane che si affissa del narco e bici da corsa, che per carità è una cosa bellissima, E qua a pia fissa di andare con le canoe, hai capito? Se un po', non dico sport nazionale, che adesso non diciamo monai, però è un'attività molto praticata.
un peccato, io torno indietro anche perché ho Alessia in camper, poretta. Anche perché se te continui ti arrivi fin in Cina, perché c'appa strada di qua, strada di là, e ovviamente se tutta terraferma ti arrivi fin in Cina. Te passi per Roma, quello senza ombra di dubbio, perché come si sa tutte le strade portano a Roma, ma una volta che ti si passa per Roma ti arrivi fin in Cina. Pensa che già che siamo qui che chiacchieriamo, facciamo un po' puntina, un po' vlog, un po' podcast, no? Adesso che vado a moda tutte queste parole qua, foreste. Che la Cina era una delle mie ambizioni, cioè oddio non era certamente il posto dei miei sogni, però era un posto che mi incuriosiva diciamo parecchio da visitare, ok? E fino a quando non ho visto un video di Human Safari, che è un personaggio che stimo tantissimo, cioè stimo, come travel vlogger diciamo secondo me è il migliore e non c'è nessuno che gli si avvicina neanche lontanamente, però i gusti se gusti, insomma, ecco. E cioè, lui è un tipo molto paziente, educato, eccetera, ma io, cioè, ma restano in Cina, c'è ogni metro che ti chiedono la carta d'identità e no foto e no qua e no là e provavano a fregarti con i prezzi della roba da mangiare, eccetera. No, io sbrocco di brutto, mi arrestano, resto là a vita e butta e ciavi. Era qua che voi fate vedere quello della van life, vedi tu che il gacca no a sola. Questo qua è strano che ha tutto aperto, senza tendine, anche i vetri vedi che sono aperte le finestre, sono aperti i ganzetti. Forse ha detto, boh, se volete venire dentro a rubare non c'è niente, vi lascio tutto aperto. Polessa? Hai detto la Alessia che abbiamo giocato col cane slavo? Ah, un po' per curiosità, un po' per praticità, i video di Lubiana di giorno adesso li giro con la GoPro, vediamo che succede. Alessia voleva confermare un'altra cosina. Che solo da noi non funzionano le strisce pedonali. Porca puttana ragazza, è una vergogna, è vero. Attraversate a Jesolo, se nelle strisce accelerano, è una vergogna veramente. Però non capisco perché anche questi che qua funzionano le strisce quando sono a Jesolo non le usano, secondo me pensano che è usanza. Non so. Aspetta un attimo, perché se ti metti a bisticciare con qualcuno che non ti ha lasciato passare nelle strisce, sì, non che tu devi tagliargli la strada, ma se già eri nelle strisce, ok, arriva questo, ok, cosa succede? Anche mentre sei in procinto di andare sulle strisce e l'automobilista non si ferma. Però non farlo che è pericoloso, ok? Sono 8 punti di patente più 100 euro e qualcosa di multa. Ecco, quindi no, perché è successo a Alessia che uno le ha tipo urlato dietro convinto di aver ragione, ok? No, perché mi ha detto che se io sono sulle strisce e voglio attraversare prossimità delle strisce, lui non è obbligato a fermarsi a farmi passare. Ecco. E dopo 10 minuti ho parlato con i vigili e mi hanno detto cosa? Meno 8 punti e 100 euro rotti di multa. Quindi quando una volta ti facevo quella battuta che da noi le strisce sono solo per l'abbellire le strade, ora capisci perché. Poi non ho notato nelle altre regioni d'Italia se è così, sinceramente non ho proprio mai notato. Nuova rubrica. Paese che vai, strisce come funzionano, che funzionamento hanno, come sono viste. Allora, se te vuoi fare doppia anche in città turistiche, no, è sarcasmo, è semplice constatazione dei fatti. Te fa buona una barchetta, perché guarda cos'è, una barchetta come dice Alessia con due carreghe da giardino, ok, una serra sola, e però guarda posti, metti non so 10 euro un giro, se sarà qua 300 euro a giro. Si chiude i pantaloni. No, sdoppi in acqua, no, io tutti che pissano nel fiume. Sai che proprio che sta in coglioni nel fiume, io disprezzo Dio caro. Alla fine non c'è neanche nulla di male, è che nella società è stato accettato questa immagine come cosa da non fare, come tabù, ossia il divieto di esistenza di questa immagine del pissar liberi. Piccola deviazione per le infinite stradine di periferia. Non so se tu puoi capire, ma questa chiesa dallo stile gotico è fatta ha delle proporzioni stranissime, guarda, è tipo molto alta e stretta, cioè ti lascia un po' spiazzato quando ci sei sotto. Non so che lei il prete all'entrata, che non so se ne ha sa entrare, però io ero curioso di andare da dentro. Tipicità, un bicchiere di vino con Cicino e la felicità, no, tipicità. Notavo da ignorante che le case hanno tutti sti pizzi qua, dovrebbe servire per non far cadere la neve. Un po' come in Olanda e in Scozia è usanza avere finestre contro finestre e tutti gli oggettini, solitamente le piante, che guardano il fuori. Alessia mi ha detto che per essere imparziale devo fare vedere col telefono, perché ieri sera ho girato col telefono. Ecco, quindi insomma, stessa roba. Bello, sì, per carità, ma non c'entra assolutamente nulla con la magia che c'era ieri sera. Guarda quella chiesa che ce la siamo scampata, guarda che
che colori strani, guarda. Ok, la città più o meno di giorno l'hai vista, ti sei fatto un'idea, pertanto non ti farò più clip, ti terrò il tempo per un posto strafighissimo che andremo a vedere adesso e basta. Sì, tutto bello, tutto grande, ma considera che la capitale, cioè non è che un paesino così. Infatti quel ragazzo che giustamente ci ha detto caffè normale, ma cosa intendi per normale? Perché ognuno ha il suo normale, cioè l'espresso per voi è normale, da noi è un'altra cosa. Credo che quello faccia più lungo. Ti do due piccole indicazioni. Segui fin dove c'è il ponte dei draghi. La presa 220 delle tartarughe ninja. Sa che è il furgone di Van Life, vedi tu e vieni su dai fogne e si attacca qua. Hanno fatto i monopattini a 3 ruote, poi pampani che non gli è buoni andare. Arrivato al ponte dei draghi, tendi ad andare verso sinistra, ossia ad allontanarti dal fiume. Giustamente è Natale, volevo andare in questo negozio di straffattoni che aveva tutta la roba della Santa Cruz, quelle robe da straffattoni che piacciono a me. Vabbè. Pausa prima che mi dimentico, sembrerebbe che c'è una specie di funivia là per andare su al castello di Lubiana. Vieni a visitare Lubiana e non hai il camper, vedo che ci sono anche degli ostelli. H2 Hostel è questo, però essendo una zona, questa dove stiamo andando, molto per giovani, per straffattoni, è ovvio che ci sono anche degli ostelli dove soggiornare, ossia dei posti, delle specie di bed and breakfast a pochi skate. Tipo, non so, una volta eravamo a Londra e eravamo su questo ostello in piazza a Piccadilly e abbiamo pagato tipo 30 euro a notte. Cazzo, hai capito? In centro, perché all'epoca un albergo, mi ricordo, costava tipo 240 al giorno. L'università Sigmund Freud, ma per più un centro medico. Notavo da grafico che nei paesini, adesso siamo in periferia, nei paesini dove c'è più bisogno di skate ci sono molte più belle grafiche, c'è molta più attenzione giustamente a attirare i clienti. Giustamente l'essere umano tira fuori e unge in quel momento del bisogno, se so dire più o meno, no? Mentre dove c'è benessere la gente non iniziava un cazzo, perché tanti skate in stesso, come una volta noi ristoranti turistici, è famoso dire che il ristorante turistico fa schifo perché tanto gente ne hanno, cosa gliene frega loro di far bene, hai capito? Mentre dove c'è meno giro che la gente si deve impegnare se vuole sopravvivere. Questa cosa che è fighissima, ci sono tipo degli uffici tutti all'aperto, queste vetrate di vetro, voglio vedere io d'estate, te dici varrà il climatizzatore? Sì, per carità, però solo col battle stesso. Specialistica caffè shop, quindi negozio di caffè, mi viene da pensare, grande sala, meeting room, Vernoska Soba al 2A. Vernoska Soba. Dopo c'è il meeting room alla 2A, sarà uno studio per fare Aladdin? meeting, le riunioni del lavoro. Ho capito. In ogni caso non serve che segui le mie indicazioni, perché al giorno d'oggi tu sei un smartphone dotato, quindi su tuo Google Maps scrivi Metelkova con la K e occhio cosa vedrai. A volte l'ambientazione e le abitazioni mi ricordano un po' l'Ungheria, quell'Ungheria di Balaton, della zona di Balaton. Non è ste robe quasi strane. Un'informazione turistica, ho fatto passare un vecchio tipo nelle strisce in bicicletta, no? Mi ha detto Vagi, non vuol dire Vaimona come hanno gli altri, non c'entra niente con vagina. Vagi vuole tipo adesso non mi ricordo, però è tipo un grazie, ok? È una cosa positiva, ok? Quindi se uno dell'est ti dice Vagi, va bene, sta a impiantare su Baruffa. Questo è il borgo degli artisti, troverai un sacco di sculture strane, molto particolari e murales.
esperienza da fare assolutamente. Sconsigliano di visitarlo alla sera, credo sia un po' come Camden Town, quel quartiere punk di Londra dove dicono non bisognerebbe girarsi oltre le 7. Non sono mai andato oltre le 7. Confermo la stranezza di vedere queste chiese così alte e strette. C'è anche una chiesa strana perché ha il continuo, vedo che ha tipo succursale. Bellissimo, questo su una scuola con tutti i libri e io sai nelle finestre che adesso non si vedono più. Saluta a casa, edifici strani. L'albero di Natale della parrucchiera. Posto ed esperienza imperdibile, confermo che ci sono tanti ostelli. Alessia che va a vedere se sono robe per sé. Volevo anche aggiungere un piccolo dettaglio che sempre per certi può essere utile, che ho visto tantissimi cani, ma tantissimi, quindi diciamo c'è la cultura del cane, perché certi dicono ma portiamo il cane, lo lasciamo in camper perché sai magari non lo vogliono eccetera eccetera. Effettivamente in certe città è così, qui no, qui è veramente una città molto dog friendly e abbiamo visto cani di tutti i tipi, siamo fatti una cultura cinofila che metà fa e anche basta. perché era pulitissimo. Sì. Devo fare i parecchi per fare la fotografia. Esatto. E tu? Per farsi e clicca via, no? Questo simpatico negozio che si chiama Damn Plastic, maledetta plastica, vende tutta roba in cartone. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more. Girando all'estero ho avuto modo di notare che ci sono dei prodotti con la bandiera italiana, con scritto Made in Italy eccetera, soprattutto negli alimentari, e da noi nei nostri supermercati e nei negozi non li avevo mai visti. Oggi ci sono parecchi italiani, ieri praticamente non ce n'era neanche uno. Che città ragazzi, che città. Si spassa la voce, che eravamo qua. Eravamo a mangiare. Ora proviamo ragazzo, se il nostro fisico d'anziani ce lo consente, a farci la salita del castello a piedi. Sì, perché non dovremmo farcela? Vabbè, guarda, io batto strada Allora è infinita, cioè perché dovresti viverla per capire, perché non è la via principale, te lo ripeto, che è grande e maestosa, ci sono tante vie, sono tutte così strapiene di negozi, di locali, di grosse chiese, di grossi monumenti. Bello, è il condominio della Barbie, ci sono tanti negozietti da strafatoni, come già ti ho detto, che sarebbero molti curiosi a visitare, però purtroppo oggi a Natale è tutto chiuso, dove puoi trovare l'utilissimo capottino per il tuo skateboard in flanella, per non aver freddo che ti fai rampe. Paese che te va, usanza che te trovi, va lì, fa il sam con l'orso, pensa ti trovate al bar, bevete il spritz e te dà sto tagliare col salame, l'orso e patatine. Fa strano. Abbiamo avuto modo di notare io Alessia come all'estero sia più usanza a fare non solo l'arredamento strano, ma anche proprio la struttura degli edifici, dei negozi, mentre da noi sembra quasi ci sia una sorta di tabù, adesso architettonico, non so se a livello burocratico della serie che ti tocca fare condoni di qua, condoni di là, per magari ne insegna 1 millimetro più spessa che altri, capito? Su questo non lo so, però è vero. Da noi c'è molto conformismo quando inizi ad osservare le cose. È simpatico come ogni attività l'albero di Natale con le palline che rispecchiano la loro attività, tipo qui c'è una creperia e hanno i tappi dei vasetti di Nutella. Se ti ricordi prima a parrucchiera aveva tutti i bigodini, che l'ardua salita abbi inizio. Sale e lasciate che a me fa male. Ma è pieno di gente che fa la strada a piedi per andare al castello. Guarda, permesso signora, permesso. La signorina che è marmeata in tal balcone. Andiamo su nei monti a rampegare. C'è il ponte della morte, ma chi mi ha fatto fare? Ugastel! Speriamo che torni i tempi, perché se devo fare metà video con l'iPhone, metà video con la GoPro, perché dipende insomma dal tipo di video. Comunque guarda qua, gradini.
Guarda, guarda che colori, guarda l'orizzonte, che bello l'orizzonte, guarda i raggi che casca sulle montagne, che bello, che trafiggono come una spada l'anima delle nuvole, che poesia. Il ponte della morte lo fa con la consorte, gradini in quantità, gradini in quantità. È strano che con Ogo vertigini è sempre strano, proprio strano. Pari una papera. Se ti viene una malsanissima idea di fare van life qua in tel castello, allora qui hai l'altezza dei 2,90 m dove non puoi entrarci, però qua in parte, vedi, c'è questo piccolissimo parcheggio. No, il déjà vu è di quella volta, il castello quello ottagonale in Puglia. Sì, niente, no, la salita forse, ho capito che c'era la moda del Covid, non ci hanno fatto entrare. Guarda che bello sto Defender di Van Life, altro che quello di Fabio. Guarda Fabio, sto quasi è figo, Dio caro, guarda. Grandino il castello di Lubiana, anche questa è una tappa, diciamo, che non devi perdere. Guarda, qui piccando i taccai par fora, qui che ti mette su erode per andare fuori dal paltan, vedi tu? Forse c'era da pagare 12 euro per entrare, però qui all'entrata era intenti a ciacqueare come cassiere del Lidl e noi altri andiamo avanti. C'è questo profumo di vin brûlé ovunque. Invade. Te porto veda a cappella, ma cappella in tal senso quella dei Cese, robe dei Cese. Guarda dentro anche a te, veda a cappella, guarda anche a te a cappella. Cucciucca anche a te te vuole. A cappella, guarda che bella cappella, vedi tu? Ecco qua, questa è la vista a cappella, te sei contento e poi andare fuori che qua spusa un fiato da Moltrin. Guarda qua i prigioni, vedi tu? A San Marino l'abbiamo visto uguali, vedi tu anche qua sa Moltrin perché in magna è tanto pesante, non tu capio? E dopo te senti anche a Saquialita, non serve ruttare, scoresare, non tu capio? Guarda qua le foto dell'epoca, e tu dei militari, qui sistemava il castello. Queste porte qua così schizzava le persone, wow, e qua fanno su. Fanno su un perso, non ne capisco. Altre scale su ancora. Ci vuole il biglietto per salire, però sinceramente io al momento, pur non avendo problemi di sky, pagare per andare solo non dà anche, no ragazzi, dai. Com'è il castello dei Monti Rigioni in Toscana? Cioè pagare per stare 5 metri più in alto, che senso ha? Ecco. Saluta il castello, di che ciao il castello. Saluta il bottiglie da vin da sky, di che ciao il bottiglie da vin da sky. E tutto, io mica le da sky qua. E tu le due tipi di vecchi, qui che va con i pacchetti e qui che va via con le armi. Non c'è nessuno, falla. Se la fai addosso, la fai addosso. Cosa? La pipì, 3 ore che devi pissare? Tu! No, non devo pissare. Perché balli? Che mi piace, sono a ritmo di musica. Sono un fidanzato musicale. Ma sì, andiamo a rischiare le nostre giovani rotule in questi percorsi alternativi. Gioca anche tu le tue giovani rotule. Cosa c'è, amore? Che vista sul L'hai vista? sull'orologio. L'ha È vista. giusta l'ora del prete. Attenti. Ragazzo, quasi quasi chiuderei anche qui la puntata, a meno che non mi viene altre puttanaie da dire, ma se non mi viene altre puttanaie da dire chiuderei qui la puntata e ti salutiamo dalla bellissima Lubiana e dalla bellissima Slovenia. Basta, finiamo sì, ma alla fine scusa. My love
got his strong beliefs.